Gaiba sarà quest'anno il più piccolo comune al mondo ad ospitare un torneo internazionale del circuito maggiore e uno dei 7 tornei su erba naturale in preparazione a Wimbledon e anche l'unico del Mediterraneo. Quindi dopo Roland Garros di Parigi, prima di arrivare a Wimbledon, Londra, passiamo per la provincia di Rovigo. Ci saranno anche tanti eventi che accompagnano questa manifestazione, quindi non solo un evento tennistico ma un evento del territorio. Questo torneo rappresenta anche un evento, manifestazione del territorio, promozione territoriale. Partiamo con la cena di apertura con gli agri-chef di Coldiretti presso Villa Moresini di Polesella, passiamo per Palazzo Malmignati con il Players Party a Lendinara, avremo eventi con il Museo della Giostra a Bergantino, con lo street food di Melara nel weekend del 17 e 18 giugno e poi avremo una serie di attività sul territorio come ad esempio la cena presso Castelmazza con uno spettacolo comico, avremo con noi anche la Presidente Casellati, Presidente del Senato, a premiare per la finale oltre alla fanfara dei Carabinieri e il programma sarà accessibile online nei prossimi giorni. Un'ultima cosa, c'è una sorpresa giusto delle ultime ore, questo annullo filatelico. Abbiamo una sorpresa proprio di queste ultime ore, l'annullo filatelico con Poste Italiane che avverrà in loco presso il centro sportivo di Gaiba sabato 18 giugno, sempre sabato 18 giugno e domenica 19 avremo la fortuna di avere anche gli idrovolanti per un tour sul nostro Polesine grazie alla provincia di Rovigo, ad Assonautica, AIPO e Autorità di Bacino. Benissimo, grazie.